E ragazzi, le due verità che vi ho già accennato sono esattamente quelle. Il Napoli meritava purtroppo assolutamente di uscire dalla Champions, lo sappiamo tutti, diciamo almeno i tifosi più onesti lo sanno perché l'uscita dalla Champions non avviene con la partita di ieri, ma avviene naturalmente durante tutto il percorso con i tanti punti persi contro squadre con cui si poteva fare nettamente di più, a partire dalla partita precedente contro il Copenaghen che è stata praticamente buttata, dato che siamo stati in superiorità numerica per la maggior parte della partita. Quindi purtroppo meritavamo di uscire, ma come detto, per la seconda verità, non meritavamo di uscire, tra virgolette, con la partita di ieri, cioè nel senso ieri è stata una partita giocata dai ragazzi in maniera eroica, hanno fatto una partita incredibile, nonostante la stanchezza, nonostante comunque le tante assenze. Hanno giocato veramente bene, messi, scusate, messi bene in campo ragazzi, e ieri è stata una di quelle partite che comunque fa male perdere perché c'era tutto cuore, grinta, anche gioco, qualità, e quindi perdere queste partite nonostante tu le stia giocando contro una grande squadra fa comunque male perché non meritavamo di appunto la sconfitta.